Recentissimo il caso di una signora che abbiamo trovato quasi assiderata a casa perché era stato spento inavvertitamente il riscaldamento dal proprietario. Lei non era stata in grado di avvisare, di chiedere che venisse riacceso e dopo 3 giorni davvero era quasi assiderata. L'abbiamo salvata solo perché quel giorno abbiamo bussato da lei. Solitudine e povertà a Padova. Questa è una delle tante storie che i volontari della comunità di Sant'Egidio possono raccontare. Storie di marginalità di chi si trova da solo dopo anni di lavoro, come un ottantenne dell'Arcella che si nutre di minestre e biscotti. I dati Istat parlano di un aumento delle persone in difficoltà, confermati dalla quotidianità del volontariato. Sia anziani ultra 75 anni, quindi con pensione, però per loro scelta evidentemente, per cercare di arrivare a fine mese non accendono il riscaldamento, e sia di una fascia di età molto particolare, critica, di persone che non hanno ancora compiuto i 67 anni, quindi non percepiscono la pensione e non hanno di che vivere, perché magari sono disoccupate da qualche anno. Molti anziani, come testimoniano anche le cronache recenti, per pudore non trovano il coraggio di chiedere aiuto, quindi l'appello va a tutti per segnalare i casi a rischio. Faccio un appello anche ai vicini di casa, alle persone che stanno bene, che hanno lavoro, famiglia, ecco, perché bussino alle porte di chi è vicino a loro e provino a rendersi conto se ci sono delle difficoltà, se ci sono dei problemi, anche aiutandoli nella segnalazione a chi può eventualmente sostenerli.